Inizio a presentarvi il piatto tipico ozierese, sas panafittas. Sas panafittas di Mario Amati. Per questa ricetta occorrono spianata di ozieri, lardo tagliato a dadini, pomodori secchi, basilico, cipolla, sedano a tocchetti, pomodori. Fare un battuto con i dadini di lardo, i pomodori secchi, il basilico e la cipolla ed il sedano e farlo rosolare in padella con i pomodori che precedentemente avremo scottati, spellati e passati al mixer. A cottura ultimata, tagliare a pezzi la spianata di ozieri. Immergere i piccoli pezzi in acqua bollente e salata per circa 1 minuto. Amalgamare la salsa prima ottenuta con greviera di ozieri grattugiato ed aggiungere i pezzi di spianata sbollentati e condire il tutto con un filo di olio extravergine di oliva. Questo invece è un primo piatto abbastanza generoso come sapori, si può accompagnare con un buon vino rosso.